Ci avviciniamo al termine del girone di andata nei campionati regionali di eccellenza e promozione. Mancano infatti solo 3 gare e le partite in programma domenica prossima potrebbero dare uno scossone, anche se leggero, alla classifica. I risultati sulla carta, si sa, valgono ben poco, sono quelli dopo il triplice fischio degli arbitri che daranno la reale situazione. Oggi è il secondo giorno della riapertura delle liste di trasferimento e tutte le squadre si sono già mosse sul mercato e a breve annunceranno i loro colpi per l'inizio, come ormai tradizione, di un nuovo campionato. Cominciamo con le capoliste Ribera e Akragas. I riberesi rendono visita al fanalino di coda palermitana in una sorta appunto di testacoda, dove gli uomini di Bruccoleri dovrebbero conquistare i 3 punti in palio senza però sottovalutare gli avversari. L'Akragas riceve un Terrasini in ripresa e anche qui il risultato sembra scontato per la squadra di Raffaele, in un incontro da prendere comunque con le pinze. E poi il Camarat, che completa il trio delle agrigentine di testa, che riceve una San Cataldese decisa a cancellare la sconfitta interna di domenica scorsa contro l'Akragas. La squadra del presidente Lamagra vorrà vincere per continuare a rimanere nelle primissime posizioni, mentre la panchina di Orazio Pidatella, nel caso di una ulteriore sconfitta, potrebbe essere messa in discussione. Il Campofranco, galvanizzato dalla vittoria esterna nella Conca d'Oro di Monreale, riceve un Gemini reduce da 2 vittorie consecutive in campionato e che non ha più il pensiero della Coppa Italia. I campofranchesi con una ulteriore vittoria rimarrebbero attaccati al treno dei play-off, mentre i Gemini con i 3 punti uscirebbe dai bassifondi della classifica. Completano il quadro in eccellenza Castellammare Folgore, Riviera Parmonval, Valderice Monreale e il big match tutto trapanese tra Mazzara e Alcamo. Nel campionato di promozione continua il buon momento della capolista Raffadali, che rende visita alla terza forza del campionato, il Capaci, con l'obiettivo di tornare almeno imbattuto. È in agguato la Pro Favara, seconda in classifica ad un punto dalla vetta, che vuole approfittare del turno interno contro un Canicattì in piena zona retrocessione. È in ripresa l'Aragona con 2 vittorie consecutive, che domenica vorrà continuare la sua striscia positiva nel derby contro il Cianciana. Impresa ardua per lo Sciacca contro l'Arenella, che naviga nelle zone alte della classifica. Il Prizzi vuole uscire dalla crisi e per farlo serve l'impresa contro il Salemi. Chiudono la giornata in promozione Terrenove Ciminna, Campobello Villabati e Strasatti Isola delle Femmine.